Sara, Miss Veneto 2014, allora dici cos'è per te il Veneto? Penso al Veneto come una delle regioni più belle d'Italia. Avendo fatto un istituto turistico posso dire che ha delle bellissime potenzialità turistiche, le città da un punto di vista artistico, il mare, la montagna, le località termali. Hai vinto un concorso di bellezza, quanto conta allora la bellezza per una ragazza oggi? La bellezza conta senza dubbio e infatti può dare anche soddisfazioni, certo come sto vivendo io adesso, però non penso sia la chiave della felicità o comunque quello che conta nella vita. Miss Italia, la finale è a Jesolo, giochi in casa, cioè nel tuo Veneto, da 1 a 1000 quante probabilità pensi di avere di vincere? Beh, se devo essere sincera, penso di avere le stesse probabilità delle altre concorrenti, che sicuramente per avere una fascia regionale come me meriteranno senza dubbio, insomma, quello che stanno vivendo. Faccio l'ultima domanda che riguarda proprio Jesolo. Tu sei una ragazza giovane che quindi frequenta anche i locali, insomma il divertimento dei ragazzi alla tua età. A Jesolo c'è un caso sulla Movida, la cosiddetta Movida di Piazza Mazzini, con lo stop alla musica dei locali, ci sono polemiche, i ragazzi scendono in piazza. Tu cosa ne pensi? Da giovane posso dire che non è stata sicuramente una bella decisione, ma spero che si possa insomma provvedere diversamente.